Per il terzo anno a Siracusa, Coffee Show Latte Art, la tua presenza, tra l'altro ho appena preso neo campionessa mondiale, ma non è una novità insomma da queste parti, l'importanza da una parte della competizione, della possibilità di dare spazio a chi magari ha del talento, dall'altra fondamentale la formazione. Sì, allora per arrivare a determinati livelli è logico che la formazione è importantissima, ma non solo, nel senso che oggi penso che ogni persona che voglia intraprendere questo lavoro, come tutti i lavori del resto, debba formarsi. Purtroppo penso una cosa, che in Italia per aprire un bar o comunque per aprire un'attività non siano sufficienti i requisiti di un corso SAB o di un corso HCCP per poter aprire un esercizio pubblico. Sicuramente sono utili secondo me solo per determinate situazioni burocratiche, che ci sono anche quelle da affrontare, ma se non c'è formazione il barista non sa quello che sta dando al consumatore, quindi non è sicuramente con una giornata o con 2 giornate di corso che si può diventare dei professionisti, ma io quando mi approccio con i ragazzi o con le persone che hanno già attività di diversi anni consiglio un percorso formativo che può essere costruito con il proprio trainer. Voi anche durante le fasi invece della gara, la tappa ad esempio siracusana, mi riferisco a questa perché stiamo parlando di Coffee Show Latte Art, siete molto selettivi, siete attenti, siete rigidi, siete proprio, cioè, date già il senso di quello che poi dovrà essere il percorso dei giovanissimi? Assolutamente sì. Sky è un'associazione molto seria, prima di andare a fare qualsiasi selezione, quindi proprio selezioni regionali, non solo campionati nazionali, si fanno delle calibration, quindi ci riuniamo in un gruppo di giudici con dei giudici certificati a livello internazionale per riuscire poi al meglio a giudicare i ragazzi, quindi deve essere una cosa strettamente seria e professionale fin dall'inizio, anche se si tratta semplicemente di una selezione regionale.